Com'è la luce adesso? Ho impranzato con l'arcivescovo. Permesso di assolvere anche. Quella è mia anche. Si poteva andare su con l'ascensore, però. Ti accorgerai quando scendiamo, sarà un po' più chiaro, perché ti spiegherò tutti i trucchi. Ecco, questi sono gli ultimi. Si va per innamoramento dei colori, perciò non c'è un colore preferito. Tu lo segui e ci do un colore sopra e con la levigatrice tiro fuori l'anima, perché i colori hanno un'anima. E questo ti dà l'impulso per fare cose nuove. Puoi toccare anche tu, se vuoi. E quando sono in studio, lavoro 8 ore al giorno, se non viene qualcuno a farmi compagnia. A me piace lavorare, non chiedo altro. Non mi interessa del ballon, non mi interessa del cine, non mi interessa sport, zero. Io sto bene in studio. È un orgasmo continuo. Perciò non ho bisogno di altre cose, ecco. Guarda da vicino che bello questo qua. Ha una vivezza. Adesso 2 suoi fratelli fra 10 giorni sono al Petit Palais di Parigi. Quello è bello lì. Perché c'è il mistero. Ma tutti c'è il mistero. Se qualcuno mi dice che i miei quadri gli ricordano qualche cosa, non mi dà un fastidio enorme. Quelli mi piacciono. Dal 64 si parte con Ciussi, ecco. Dalla mostra di Udine mi guardo poco in giro perché lavoro sul mio ultimo quadro. Faccio continuamente ricerca però su di me. Se devo andare a vedere, a imparare qualcosa, vado da Piero della Francesca o da Paolo Uccello, ecco. Colorista, sono un colorista perché sono un veneto. Sai cos'è? Sono come fiammiferi. Devi rimettere tutte le A con le A, le B con le B, perché se no viene un casino che non finisce più. Dino Basaldella mi chiese, quando lui ebbe la cattedra alla Brera, mi chiese se volevo fare il suo assistente
E io che avevo appena conquistato la libertà, a scapito di mio padre, e gli ho detto di no. Preferivo, se ero senza soldi, chiedere soldi in prestito, ma non dare ai ragazzini le migliori ore della giornata. Cioè, egoista, no? Egoista, marcio. Mia moglie mi ha detto, se devi fare il pittore, perché io devo molto a mia moglie, perché mi ha aiutato molto e devo molto, ecco. Però figli niente. Ti sei mai chiesto qual è stato il momento, Carlo, da bambino, quando hai detto io dipingo? Quando ti capita, c'è una riga di campanelli e se tu schiacci quello giusto, la tua vita è risolta.